Amici, buon anno e bentornati nel canale. Se nell'ultimo periodo abbiamo perso un po' la tramontana tra eventi gravel, bici da strada, oggi rimediamo. Eccolo! Dio! Siamo sul Montello, uno dei miei posti preferiti, una figata, il paradiso della mountain bike. Oggi facciamo qualche bella discesa a cannella. Siamo in 3, 4, ho sbagliato già i conti, però in teoria adesso si aggiunge qualcuno. Tante novità, divise nuove, casco nuovo, occhiali nuovi, ruote nuove. Aspetterò una giornata più calda per presentarveli meglio, ma sono contentissimo. Riders ready, watch the gate. Quella! Subito con la prima discesa, la classicissima del Montello. Vediamo se siamo capaci di... Oh, porco zio, si vede che è local il Nick. Nicola Nardini qua davanti, signori, l'avete già visto nel canale. Mamma mia che discesa, signori. Mamma mia! Aspetta vecchio, però un po' di contegno per favore, perché è casa tua. Wow. Mamma, era una chiusura bella e buona quella, Bene, io sono contento così. Vado verso casa, ragazzi. Tratto di trasferimento, si riprende un'altra discesetta, dicono croccante, divertente, breve ma intensa. Per forza i ragazzacci qua vanno forti in discesa. Questi sentieri. Scusa vecchio, scusa, non conosco. Finito, si torna a salire. Ho sentito, ti giuro che ho sentito pressione da dietro. No, io ho sentito la mia ruota partire. Che sogno ragazzi, che sogno. Mamma! Oh, tanto che non mi divertivo così in mountain, ragazzi. Sono contento anche di portarvi nel canale qualche contenuto un po' old style, ma con le bici più performanti. Io un po' più performante in discesa ma meno in salita, quindi top. Il terreno è molto prime, Nick, Eccolo! Dio! Tutti e due! Tomma, vedi che si scivola a morire qui sotto. Mamma mia! Sto giocando qualche jolly. Vabbè ragazzi, si vede che è local. Lui sta giocando, io sono impiccato nero, che per carità non sto neanche andando piano, però che fatica. 160 battiti in discesa. Mamma mia signori, 2 o 3 discese fatte come si deve. Io mi sto prendendo il terreno completamente diverso rispetto a quello che sono abituato. Tiene molto di più in queste condizioni e in più il maestro qua abita qua, quindi mi fa vedere qualche linea, mi insegna un po' di cose. Comunque sta bici va da Dio. Ho cambiato il manubrio a meno rise, bici molto più guidabile, molto più reattiva, veramente bella. Andiamo a fare acqua e poi si continua. Sì, porco demonio. Andiamo a fare acqua e poi continuiamo a divertirci. Beh, silenziosa, discreta anche. Che guardate anche questi trasferimenti, sentieri battuti. Foglie sì, ma non dove passiamo. Abbiamo un sedere bellissimo qui davanti.
quello motiva tanto, quello ti dà quei 15 watt in più. Facciamo anche 30. Facciamo 30, dai. Mi dicono dalla cabina di regia che adesso si fa una discesa abbastanza più impegnativa delle altre. Se le altre erano panettoni, sponde, tutto molto flat, molto smooth, direbbero i giovincelli, io dico tutto molto bello pulito. E questa qua invece è un po' più scassata, se sbagli linea ci sono dei coppi, quindi bisogna stare un attimo attenti perché è un attimo tagliare il copertone, quindi con calma ragazzi, la farò un po' più piano questa rispetto alle altre, anche perché non me la ricordo. Ah beh dai, questa un pochino sì me la ricordo. Cosa hai fatto? Comunque ragazzi, vi dicevo, ne approfitto un po' per parlare, visto che vado giù un po' più tranquillo, che ho cambiato il manubrio, ho messo quello integrato della Syncros, che dà veramente una reattività alla bici in entrata di curva che è fenomenale, mi dà molto più feeling. Prima non avevo il manubrio integrato, era quello originale, e in più ho cambiato anche le ruote, gentilmente un bel regalo di Natale diciamo, e ho su delle dumbbell con canale da 31 da 1,2 kg, quindi super leggere, e il canale da 31 è bello importante come canale ragazzi, però effettivamente la differenza si sente rispetto a quelle che avevo prima, che erano già grandissime ruote, sia nei cambi di direzione sia soprattutto nell'assorbimento delle vibrazioni, sono fenomenali. Ecco. Wow, che contento che sono di tornare su sta salita. Sì o no? Insomma. Ale, e il primo beep del video ce l'abbiamo. È tutto in pompaggio queste discese comunque. Se non ti fidi dell'anteriore prendi una vita su queste discese qua. Ma che roba. Però qua io devo avere qualcuno che me le fa, perché sennò non mi fido. Guarda che faccio un pisce. Non è lo stesso di prima, vecchio. No. Finale? Beh, il finale è talmente piccolo che non serve dargli direzione. Amici, ultimi sentierini di giornata. Dopo 2 ore a venire giù così comincia a essere impegnativo, quindi meglio non rischiare. Il gioco è bello finché dura poco e non ci si fa male, quindi adesso scendiamo. L'ultima discesa ce la godiamo, ci divertiamo, ma non voglio esagerare. Già che scende. So già che metto il piede a terra. Dai, qua se sbagli che metti il piede a terra vai giù, non è male. Sapete che a noi sportivi piace sempre il brividino di dire non so se la porto a casa oggi. No fra, veramente, porco zio. Ma no, che tecnica ragazzi, un fuoriclasse, un fuoriclasse. Scusate, la parte tecnica quando arriva. E dopo aver affrontato questa leggera salitina e aver prestato la mia bici a Nicolò, No, mamma, ho rubato la bici a Giacomo. Madonna, è galleggia, altro che la mia. direi che la giornata è stata portata a casa nel migliore dei modi. Ma prima di passare alla conclusione di questo video vi lascio la discesa più iconica del Montello con solo i suoni della natura e della bici.
Che figata, vecchio. Amici, e siamo alla conclusione di questo video, che dire, veramente divertente. Sono contentissimo dell'assetto che ho trovato per questa bici, veramente ci ho lavorato tanto, sospensioni, manubrio, pressioni delle ruote, veramente ci ho dedicato un sacco di tempo, però adesso sono molto soddisfatto e spero che anche dalle riprese si veda che mi sono divertito, mi piace proprio stare qui, mi piace essere tornato in mountain bike, perché in realtà avete visto pochi contenuti in mountain bike ultimamente, ma non perché non avessi voglia di farvi vedere i giri in mountain bike, ma proprio perché non la usavo, era diventata molto rigida, col freddo probabilmente l'olio era diventato anche più denso e non mi trovavo più. Ho fatto un po' di revisioni, un po' di tutto e siamo al top. Grazie per essere stati con me, video un po' old style, adesso torneremo. Ciao ragazzi, grazie mille, buon anno.